Sabato mattina, a metà mattinata circa, c'è stato un incidente sulla fondamenta del canale lombardo interno, proprio in prossimità, abbastanza vicino al ristorante Il Capitello. In pratica, un ragazzo in moto ha tamponato un motocarro, quello delle pulizie di Veritas, che appunto stava svolgendo la consueta attività. Purtroppo nell'urto il ragazzo, che indossava anche il casco ma non aveva il casco integrale, quindi aveva il volto, diciamo, parte del volto scoperto, è andato proprio a sbattere contro appunto il motocarro e ha riportato dei traumi purtroppo molto importanti. Dopo il soccorso del SUEM, infatti, è stato del 118, sono intervenuti, c'è stato anche l'intervento della polizia locale, che appunto è il soggetto che è deputato a stabilire la dinamica dell'incidente. Dopo appunto l'intervento del SUEM 118 è stato portato anche al reparto maxillofacciale di Mestre. Dunque, i mezzi di Veritas, oltre alle luci prescritte dal codice della strada, sono i lampeggianti accesi quando sono appunto nelle attività che stanno girando, sono dotati anche di un lampeggiante aggiuntivo che è stato proprio per volontà appunto della direzione di Veritas per avere una maggior sicurezza per tutti, sia per gli operatori che per diciamo le persone che circolano per la strada. La madre del ragazzo, che conosciamo tra l'altro, è anche il 19enne, che è ci permettiamo di dire un gran bravo ragazzo, ci ha contattati per una ricerca di eventuali testimoni al fine di poter capire meglio come è potuto accadere questo incidente, in quanto il ragazzo non ricorda nulla. Ovviamente non c'è nessuna volontà di dire ragione questo, ragione quello. Come dicevo prima, fa fede diciamo, la dinamica, sarà appunto la polizia locale a stabilire diciamo, le responsabilità. L'amministrazione comunale e il consigliere Dolfin, che si è attivato personalmente per il raggiungimento di un risultato, ringraziano i vertici di Arriva Veneto per aver accolto la richiesta di posticipo della corsa delle 21:25 della linea 80. Essa partirà quindi da Venezia alle 21:35 con arrivo a Sottomarina alle 22:50. La richiesta era stata fatta anche da numerosi lavoratori, soprattutto nell'ambito sanitario, i quali non riuscivano a prendere la corsa per pochi minuti al fine turno. La modifica al momento è ritenuta provvisoria. Dolfin fa quindi notare che il risultato sia ottenuto anche senza mettere ai ferri corti i vertici aziendali con azioni di polemica, ma con il dialogo. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Ieri pomeriggio, domenica, una C3 condotta da un uomo ha avuto un sinistro della cui dinamica non siamo a conoscenza. Fatto sta che l'auto si trovava ferma nei pressi dello svincolo che dalla Romea porta in Val d'Ario, provenendo da Sottomarina. L'auto era danneggiata su entrambi i lati, con le ruote staccate dalla loro sede. All'arrivo della polizia locale, l'uomo ha perso le staffe, lasciandosi andare in temperanze, tanto da costringere la polizia locale a chiedere rinforzi, facendo intervenire una seconda pattuglia in supporto e la radiomobile dei carabinieri. L'uomo rifiutava di sottoporsi all'alcol test ed era anche salito sopra il tetto della sua auto. Ritrovata la calma, è stato accompagnato al comando della polizia locale per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. È stato quindi denunciato proprio per il rifiuto dell'accertamento del tasso alcolico.
Ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a un anno, ovviamente dopo il processo. Starà al prefetto poi decidere la durata della sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e inoltre confisca dell'auto. Le sanzioni quindi sono pesanti, eppure c'è chi continua a mettersi alla guida con un tasso alcolemico maggiore del consentito, con tutti i rischi conseguenti per la propria sicurezza, ma soprattutto per quella altrui. Quel bicchiere in più fa la differenza fra il frenare in tempo e il farlo quella frazione di secondo in ritardo. Lo vediamo nella strage di ragazzi che si mettono alla guida senza rendersi conto di aver bevuto troppo. Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni abbiamo ancora per qualche giorno una super mega iper straordinaria ultra offerta sugli zaini per la scuola elementare e per la scuola media a partire da 5,99 euro. Li potete già vedere sulla nostra pagina Instagram, scegliere quello che vi piace di più, sperare che sia ancora disponibile e venire in negozio a prendervelo. Vi aspettiamo! Ieri pomeriggio il Coro Popolare Chioggiotto è andato in trasferta a Portogruaro, dove si è tenuto un importante incontro nell'ambito di un progetto Interreg Italia-Slovenia, progetto Primis, per la valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale e naturale delle comunità linguistiche tra Italia e Slovenia. A rappresentare il Veneto è stata richiesta la presenza del Coro Popolare Chioggiotto diretto dal maestro Loris Tiozzo. La compagine Chioggiota si è fatta onore presentando un repertorio collaudato di canti della Laguna e terraferma del Veneziano. Bravi anche gli altri cori che si sono presentati, l'Ottetto Herman, composto da voci maschili a rappresentare il territorio friulano, e le Stuledi, coro di voci femminili a rappresentare la minoranza slovena in Trieste. Iniziativa importante e di pregio che si è svolta nel Teatro Russolo di Portogruaro alla presenza delle autorità del luogo. Un complimento particolare al maestro Tiozzo nello scegliere brani che hanno saputo coinvolgere anche il pubblico, che timidamente canticchiava le canzoni insieme al coro. Bar Pasticceria Bertotto, pasticceria storica e di tradizione in uno stupendo angolo di Chioggia, dove trovare dolci colazioni preparate con tanta passione dal nostro pasticcere Lorenzo, servite con amore da Carla e Gloria, pronte a coccolarvi con i prodotti caffetteria. Per Natale venite a provare i nostri panettoni e pandori artigianali, i tronchetti di Natale e lasciatevi consigliare per ogni altra occasione ed evento. Questa mattina a Palazzo Goldoni il Comitato Rivavena ha presentato i prossimi eventi primaverili, volendo sottolineare in più di un'occasione il distacco, o meglio, il dissociarsi con la neonata associazione omonima. Durante l'incontro, infatti, sono stati espressi più riferimenti a riguardo, successivi a un comunicato inviato dal professor Panteghini, appartenente al Comitato, con cui questo voler dissociarsi non si è voluto far passare inosservato. È stata ribadita anche in questa occasione la differenza di fini delle due entità, non solo dal professor Panteghini, che aveva già espresso nello scritto la sua presa di posizione, ma anche da un altro degli appartenenti al comitato, Diego Ardizzon, il quale ha voluto sottolineare che la vera essenza di Chioggia si trova nell'area sud di Rivavena, nel circondario di Porta Santa Maria, area che comprende i Salesiani, attualmente uno dei pochi punti nevralgici di aggregazione per i giovani. Ardizon ha voluto anche sottolineare la dicotomia che contraddistingue il mondo associazionistico chioggiotto. Alla nascita di ogni associazione sembra che segua la nascita di un'altra simile, provocando subito scissioni e disappunto. Per chiarire fin da subito la storicità del comitato attivo dal 2016 è stato raccontato un breve excursus, ringraziando chi da subito ha creduto nell'idea di rivalutare quell'angolo di Chioggia particolarmente abbandonato, anche se chi è da ringraziare di aver acceso la miccia è senza dubbio proprio Diego Ardizzon, imprenditore pioniere in questa zona allora degradata. Imprenditori e volontari compongono il comitato che vuol continuare a dare risalto a Rivavena lato sud. Imprenditori investendo pecunia, sostenuti economicamente da associazioni di categoria, amministrazione e da persone che credono nel progetto e volontari che investono nello stesso la loro passione, adoperandosi per la parte immateriale, promuovendo iniziative, partecipando attivamente e mettendoci l'anima. Le porte sono aperte nel comitato, è stato detto, per chi voglia farvi parte, ma se c'è genuinità di intenti, se si vuole dare risalto a questa zona di Chioggia senza secondi fini.
Novità a livello social, un resoconto sul bilancio partecipativo e l'idea di portare l'estemporanea di pittura anche nelle zone suggestive del corso, ampliandola rispetto alle scorse edizioni, idea sposata anche dall'assessore alla cultura Elena Zennaro. Il giovedì dedicato agli studenti e nuovi intrattenimenti in tema Festa degli Innamorati negli Oreca che fanno capo al comitato Le ultime novità. Degno di nota il Carnevale che in Riva Vena lato sud domenica 19 vi proietterà nel Settecento. Allora, ieri, domenica, è stata una giornata eccezionale perché oltre, diciamo che il tempo meteorologico ha sicuramente aiutato, c'era una bellissima giornata, gli eventi del carnevale voluti fortemente dall'amministrazione comunale Armelao hanno veramente fatto il pieno, cioè c'era la città bellissima, i giardini vescovili arricchiti con dei fiori giganti, e tutto il corso del popolo completamente pedonalizzato. Poi Rivavena era un tripudio, era proprio veramente, cioè, proprio una cosa impensabile, è proprio uno spartiacque storico. Fino a qualche anno fa nessuno ci avrebbe, sembrava che il declino di Rivavena fosse inarrestabile, e invece grazie all'impegno di alcuni imprenditori, tra cui voglio citare sia l'amico Diego Ardizon ma anche l'amico Morgan, ma tanti altri, ma comunque tra i primi sono stati questi. Insomma, praticamente Rivavena è rinata, c'è stato veramente, ieri era proprio bellissimo. Però voglio leggervi un messaggio in particolare che ci sono arrivati, ne sono arrivati diversi, perché ieri la viabilità, soprattutto della fondamenta di San Domenico, era una cosa impossibile. San Domenico, un incubo, ma come si fa? Vieni a vedere ora, una vergogna, i cittadini fuori, loro gratis per le rive, vergogna. Cioè praticamente non sono, anche i residenti non riuscivano neanche a accedere a tante macchine che erano parcheggiate. Ecco. Allora, ovviamente, come al solito, il parafulmine, sempre, è verso la polizia locale, la polizia locale, dov'è la polizia locale? La polizia locale, di cui abbiamo detto tantissime volte, è ampiamente sotto organico, era impegnata con diversi sinistri, tra cui anche uno abbastanza impegnativo, perché c'era un artista alcolizzato, che c'è anche l'articolo di servizio qua nello stesso telegiornale, e quindi non potevano essere dappertutto. L'abbiamo detto tante volte, mi sembra aver visto un po' di anziani dell'ADA che però non hanno l'autorità, il potere di poter gestire la viabilità, possono dare indicazioni, ma non è che possono fare, con tutto il rispetto degli amici dell'ADA, più di tanto. Quindi come riuscire a bilanciare l'esigenza di creare, diciamo, questi eventi che sono bellissimi, ma anche di tutelare la viabilità e anche il diritto di alcuni dei residenti di poter accedere alle loro abitazioni? Punto di domanda. C'è una parolina magica e si chiama ZTL. Accendete queste benedette telecamere, perché avendo il servizio attivo, molto probabilmente il disagio che ieri hanno avuto soprattutto i residenti della parte di Fondamenta San Domenico non lo avrebbero avuto. Non è pensabile di mettere uno della polizia locale a ogni angolo della città, perché non sono sufficienti. Ovviamente il sindaco e l'amministrazione l'ha già detto, faranno tutte quante le prove, c'è tutta la fase di preesercizio, tutto quello che volete, si darà la possibilità entro certi limiti di poter agevolare tutti, ma è assolutamente imperativo accendere queste benedette telecamere della ZTL. Oh, ma sai che bene che si stava ieri in spiaggia a fare il bagno? È stata una cosa alla fine del mondo, proprio benissimo.
Noi abbiamo tutto il piacere per te. Dovresti venire anche tu però. Magari ci proviamo tra un po', però non adesso. Sì, agosto. Dunque, buongiorno a tutti. Diciamo che abbiamo l'ennesima figura anticiclonica azzoriana con naturalmente contributi africani che sta da qualche giorno spingendo verso l'Europa occidentale e naturalmente il bacino del Mediterraneo. Questa situazione sicuramente si protrarrà ancora per buona parte della settimana, garantendo temperature in lento ma costante aumento, soprattutto in quota, ma ovviamente anche al piano, cieli sereni, formazione però di nebbie solamente localizzate e concentrate tra la nottata e la mattinata. Spesso e volentieri, quindi durante questa settimana avremo cieli piuttosto liberi da nubi, sereni e con temperature che anche da noi si porteranno tra i 10 e i 13 gradi. Addirittura potremo avere punte di 15 gradi in assenza appunto di nebbie tra mercoledì e giovedì. Quanto durerà questa situazione? Sicuramente per buona parte della settimana è fin verso 19-20, quando i modelli cominciano a sfruttare un cambiamento piuttosto deciso proveniente sempre da est, quindi stampo molto freddo. Ovviamente i tempi sono ancora molto lunghi e non ci possiamo, diciamo così, concentrare su questa informazione. Tutto quello che ci interessa sapere è che naturalmente sì, bel tempo e temperature in aumento, ma questo va ad aggravare una situazione siccitosa che si sta portando avanti ancora da molto troppo tempo, quindi creando ulteriori problemi a quelli che già naturalmente abbiamo da parecchi mesi. Questo è quanto, vi auguro una buona settimana e appena avremo notizie su un cambiamento vi faremo sapere. Ciao a tutti. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.